Momento importante oggi, momento di consuntivo e di esami, il frutto di un lavoro che nel tempo arriva a una conclusione, cioè oggi fare gli esami. Sì, oggi abbiamo qui 4 esami in contemporanea per 2 corsi OSA e 2 corsi ASACOM, quindi abbiamo un totale di 80 ragazzi che nelle varie aule stanno facendo gli esami con i rispettivi presidenti di commissione. Fare 4 esami in contemporanea è uno sforzo immane, ma fa parte anche delle peculiarità dell'ERAP, fare numeri incredibili e sforzi incredibili. E quindi oggi 80 persone che raggiungono l'obiettivo della qualifica professionale. Per quanto riguarda i 2 corsi di ASACOM, sono 40 ragazzi che potranno già andare a lavorare fin da domani mattina in vari cooperativi che già li stanno contrattualizzando e si aspettava in effetti che avessero la qualifica. Quindi 40 posti di lavoro che vengono prodotti dai corsi di ERAP. Quindi, come al solito e come sempre dico da sempre, i corsi legati al mondo del lavoro e non un corsificio inutile per creare solo attestati che sono fini a se stessi. Quindi siamo contenti di aver dato previo 2 corsi di formazione per 40 ASACOM. Invece per gli altri 2 corsi, cioè 2 corsi OSA, questi 40 ragazzi hanno già una qualifica da spendere nelle strutture sociosanitarie di Agrigento e del territorio. Tra l'altro anche lì molti attendevano di avere in possesso la qualifica per poter essere contrattualizzati e molti di questi, se non tutti, mentre lavorano di mattina e di pomeriggio verranno qui a farsi il corso di riqualifica OSS. Noi, per quanto riguarda il corso di riqualifica OSS qua ad Agrigento, nell'anno solare 2021 ne abbiamo avviate tantissimi corsi e i numeri dimostrano, le prove dimostrano che siamo il primo ente ad Agrigento per quantità di corsi di riqualifica OSS e anche per la qualità che abbiamo dimostrato ai ragazzi. Quindi un ERAP che cresce sempre di più e che si attesta il più grosso. Un importante momento quello di oggi, quello degli esami. Sì, come ha detto il nostro Presidente, praticamente oggi si svolgeranno questi esami che sono frutto insomma, dei corsi già eseguiti tra l'anno scorso e quest'anno, quindi praticamente sono arrivate finalmente queste commissioni che daranno appunto, come ha detto il nostro Presidente, opportunità lavorative a questi allievi. Naturalmente ci saranno altri percorsi da fare per chi è che ha fatto l'OSA, cioè l'operatore socioassistenziale, con la possibilità di fare appunto una riqualifica di 420 ore come OSS, come operatore sociosanitario, che darà ulteriori opportunità di lavoro, come ha detto il Presidente, nelle strutture sanitarie sia locali che anche del territorio nazionale. Quindi è un campo opportuno questo, insomma, un settore proficuo per il lavoro. Sì, diciamo che quello che riguarda l'assistenza alla persona è uno dei settori più importanti perché è seguito da molte persone che appunto si occuperanno proprio nei vari campi, tipo l'ASACOM, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, per le scuole ad esempio. Questi sono allievi che accompagneranno successivamente nelle varie scuole bambini purtroppo con disabilità, con varie disabilità, mentre gli OSA o gli OSS poi successivamente saranno qualificati per assistere persone sia a livello diciamo domiciliare che anche in strutture di ricezione per case per anziani o cliniche o ospedali.